Roberto Pizzoli, sindaco di Porto Tolle in trasferta a Rosolina, quindi siamo fuori dai confini, siamo all'estero praticamente. Oggi si parla di salute del mare. Questo mare come sta? Il nostro mare io direi che sta bene, il mare che comunque forse è più in sofferenza per quanto riguarda la pesca, perché come sai con grosse difficoltà diciamo, il pescato per i pescatori è sempre meno, quindi forse il problema principale è questo. Per la balneazione devo dire che negli ultimi anni i dati anche ARPAV che comunque monitorano il mare costantemente segnalano un buon mare e la presenza dei turisti credo che la conferma, siamo in crescita esponenziale in questi ultimi anni, un po' a bandiera blu, un po' tutto ciò che è la promozione anche mirata, credo che la riscoperta del Delta, adesso io parlo di casa mia, di Porto Tolle, sicuramente è un dato di fatto. E la qualità del mare aiuta, la bandiera blu aiuta. Certo aiuta perché ormai al giorno d'oggi la gente, le persone, i cittadini di tutto il mondo si collegano via internet e sanno un po' tutto quello che c'è su un territorio.